La madre era morta da 10 anni, ma lui non solo ha continuato a incassarne la pensione, ma ha anche speso quei soldi per aprire una società che commercia abbigliamento sportivo e pagarne i costi di mantenimento. Ora però, scoperto dalla Guardia di Finanza, un cinquantenne trevigiano dovrà restituire tutto fino all'ultimo centesimo, ovvero, secondo i primi calcoli delle Fiamme Gialle, oltre 230.000 euro più multe e sanzioni. I reati sono gravi: appropriazione indebita e autoriciclaggio. Sono stati gli uomini del nucleo operativo del gruppo di Treviso a scoprire tutto. Siamo intervenuti con degli approfondimenti, abbiamo mandato poi in procura chiaramente tutta la nostra analisi, certificando quella che era stata poi l'appropriazione indebita e l'autoriciclaggio. Appropriazione indebita perché chiaramente il denaro che doveva essere destinato alla madre defunta, che lui ha continuato a percepire, e successivamente autoriciclaggio perché ha reinvestito i proventi che non poteva avere, cioè la pensione della madre, all'interno della propria attività. L'imprenditore aveva messo in atto tutta una serie di comportamenti per non farsi scoprire. Tutto inutile, il messaggio è chiaro. Non vale la pena, e poi comunque lui dovrà restituire tutta la somma indebitamente percepita, oltre alla multa derivante dall'autoriciclaggio e dall'appropriazione indebita, per non parlare poi dell'eventuale sanzione, diciamo, penale, fino ad un massimo di 9 anni di reclusione. Viene da chiedersi come mai nessuno finora si era accorto di nulla. Molto probabilmente c'è stato un errore di comunicazione. Sicuramente l'INPS non era a conoscenza, perché non è mai arrivata la comunicazione. C'è da comprendere se questo errore deriva da un difetto, diciamo, di comunicazione tra sistemi informatici o eventualmente di persona fisica. Noi non abbiamo accertato questo elemento.